Via Sant'Eufemia a Padova, all'interno di un ex convento che diventerà uno studentato, un'operazione da svariati milioni di euro. Sono le 11:30 quando il crollo del solaio del terzo e del secondo piano investe due operai di nazionalità romena, dipendenti di una ditta in subappalto all'interno del cantiere. Immediati scattano i soccorsi. I due operai vengono portati in pronto soccorso e per fortuna non sono in pericolo di vita. Per uno si sospetta una frattura, l'altro è sotto shock. Nel frattempo scattano le indagini, con i vigili del fuoco sul posto anche la polizia e i tecnici dello Spisal che stanno ricostruendo quanto accaduto. Proprio qui lo scorso 5 novembre alcuni muratori egiziani erano saliti su una gru, non venivano pagati e denunciavano pessime condizioni abitative. Solo l'arrivo del bonifico dello stipendio li aveva fatti scendere, un cantiere che la Fillea CGIL continua a monitorare. Noi siamo andati a visitare quel cantiere più volte, tra l'altro anch'io personalmente ero andato con le compagne e i compagni della Fillea e avevamo parlato con il committente evidenziando delle criticità sulle attività lavorative. È da parecchi mesi che come Fillea CGIL di Padova seguiamo questo cantiere. L'abbiamo più volte segnalato alle istituzioni competenti, allo SPISA, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, al Comune, perché abbiamo sin da subito notato diverse irregolarità nella filiera dei subappalti. Come Fillea chiediamo e auspichiamo che si faccia chiarezza quanto prima.